Siamo a Fagnano Olona sotto i riflettori per una questione di razzismo legata a un dottore, il medico in volo, che è stato attaccato sui social. Si parte dalla sua professionalità per mettere in dubbio appunto che sia un bravo medico. Stamattina l'ha incontrato, il dottore ha dichiarato di voler lasciare la comunità di Fagnano Olona. Sindaco Baroffio, com'è andata? Sì, buongiorno, innanzitutto questa mattina mi sono permesso di incontrare il dottore in volo per portare la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, perché Fagnano non è un paese razzista e non saranno di certo due commenti o due post sui social a etichettare l'intero paese sotto quel punto di vista. In più, pur non essendo un dovere del sindaco quello per quanto riguarda i medici di base del nostro territorio, mi sono mosso in prima persona con ATS per vedere, per far tutto di risolvere la situazione proprio per le difficoltà che il dottore in volo ha riscontrato in questi giorni. Già la settimana scorsa, su segnalazione di alcuni pazienti, mi ero permesso di chiamare e contattare ATS, che aveva provveduto in qualche modo dicendomi e dandomi delle garanzie che la questione si sarebbe risolta. Il medico opera senza computer, non ha accesso alle cartelle mediche, questo diventa molto problematico per fare la professione in questo momento? Sta lavorando in questo momento con carta e penna, questo è quello che ci è stato detto, ci hanno detto anche della sua bravura proprio per questo ruolo che sta cercando di fare con tutte le difficoltà. È nostro dovere, ripeto, non è un dovere in questo momento del primo cittadino, ma è comunque un nostro dovere, perché ci siamo mossi in prima persona, dare la possibilità a questo dottore di esercitare la sua professione con tutti i mezzi che necessita. Quindi faremo in modo che questa situazione si risolva, pur, ripeto, perché spesso chiedono al sindaco di risolvere problemi che non sono di sua competenza, ma noi lo faremo e ci siamo impegnati per farlo, e soprattutto non possiamo permetterci in questo momento di perdere il dottor in volo, al quale non solo va la nostra vicinanza, ma va la nostra richiesta perché resti, perché possa operare nel miglior modo sul nostro territorio. Non possiamo perdere medici di base perché non ne abbiamo in questo momento.